Buonasera a tutti ragazzi, come ben sapete ultimamente anche la NASA aveva detto che non esiste nessun allarme climatico. In effetti dopo la conferma della NASA, adesso 500 scienziati che si sono climatico hanno detto in questo convegno che non esiste nessun riscaldamento globale, che è tutta una farsa. Quindi 500 scienziati di tutto il mondo confermano che il riscaldamento globale è una farsa. Non c'è nessun riscaldamento globale. In effetti i cambiamenti climatici che sono in atto sono dovuti, ciao Domitilla, allo spostamento dell'asse terrestre e alla rotazione del Sole. Quindi in effetti già la NASA l'aveva detto, in effetti non c'è nessun riscaldamento globale. Solamente ci sono questi due problemi che sono la rotazione terrestre solare intorno al Sole, poi ci sta il raffreddamento del Sole che è al suo minimo, poi ci sta l'asse terrestre inclinato che si è inclinato un po' di più. In effetti sono tutti fenomeni naturali che avvengono in ogni secolo, quindi ogni 100 anni, ogni 1000 anni la Terra fa questo cambiamento, quindi non è un problema dell'uomo, quindi non siamo noi la colpa di tutto ciò, dello scioglimento dei ghiacciai, ma è un fattore naturale. Sì, sì, in effetti loro dicono adesso questa Greta, diciamo tutti quanti Greta da Nobel, gli scienziati dal loro canto hanno detto che è meglio che ritorni a fare la bambina, in effetti. Cosa che adesso hanno un po' ingigantito ultimamente su questa Greta, che poi in effetti Greta Thunberg ha fatto una campagna contro la plastica, contro tutte queste cose che inquinano, e poi sulle foto di Instagram e Twitter ci sta Greta che sta sulla barca a vela, che sta con la bottiglietta di plastica che beve. Quindi finiamola con tutte queste... Sì, sì, finiamola con tutte queste farse, perché una che dice che la plastica inquina il pianeta, poi mette i suoi scatti su Twitter e Instagram e guarda caso nella foto esce la bottiglietta d'acqua di plastica. Lei aveva detto che si devono usare materiali, quindi diciamo è meglio che Greta, la nipote di Soros, ritorni a fare la bambina. Quindi questo è quello che, ciao ragazzi a tutti, questo è quello che hanno detto gli scienziati alla Greta. È meglio che ritorni di nuovo dalla mammina a, diciamo, alla scuola in effetti. Tutti quanti con sta Greta, 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 Greta. Questa perché solamente appartiene all'elite. C'è una bambina che si mette in mezzo a scienziati davvero che hanno studiato anni e anni, davvero. Poi vedere una che non ha nemmeno la scuola dell'obbligo, forse, se ce l'ha, parlare contro gli scienziati di cambiamenti climatici è quasi ridicolo. Secondo me non avrà nemmeno il diploma, quindi è inutile che parla. Poi vuole parlare di plastica, vuole parlare di biodegradabilità, poi fa gli scatti sui social, facesse attenzione però a non far vedere che anche lei beve le bottigliette di plastica, quelle là piccole da mezzo litro, quindi è inutile che fai la santarellina e poi distruggi noi dicendo che siamo noi che con la plastica inquiniamo il mondo, il pianeta, e poi che fai? Bevi con la bottiglietta di plastica pure tu. Quindi mi pare un po' troppo ridicolo, cara Greta, eh? Quindi diciamo, capisco che sei la nipote di uno dei più potenti del mondo, però un po' di attenzione quando fai le foto le potresti pure fare. Quindi in effetti ragazzi, i 500 scienziati provenienti da tutto il mondo hanno detto a questa bambina, certo Arianna, buonasera, sì sì sto leggendo, non ti preoccupare, perciò non ti ho salutato. Quindi è un problema naturale, non è un problema dovuto al riscaldamento globale.
non esiste, quindi in effetti è la Terra che reagisce così. C'è sempre stato un riscaldamento, c'è sempre stata un'era glaciale, quindi è il corso della Terra che va sempre avanti così. Ultimamente c'è stato un'estate caldissimo, in inverno fa molto freddo, in effetti si sta un po', diciamo, un po' alterando, diciamo, la situazione. Sì, ma questo è dovuto, come ho spiegato in un altro video, al cambiamento dell'asse terrestre, si è inclinato maggiormente, e poi alla rotazione terrestre che è un po' rallentata e che il Sole sta al suo minimo. In effetti ci sono due o tre cose che influiscono su tutto questo freddo freddo e su questo, diciamo, caldo caldo. Sì, ma non possiamo credere a una bambina di 14-15 anni che non ha neanche un diploma, non sa neanche che cos'è, diciamo, il clima. Quindi non possiamo credere di certo alla nipote di Soros poi. Figurati, Soros è uno che in effetti sta cercando di comprarsi quasi tutto il mondo, quindi figurati un po' chi è questa. Lui ha provato a fare fuori Google, YouTube, poi a prendersi tutto internet, così queste notizie non escono fuori. In effetti hanno fatto il copyright per colpa sua, diciamo è stato lui che ha fatto tutto questo casino che certe notizie su Facebook, YouTube e tutte, diciamo, Instagram, Twitter non devono essere postate, addirittura le volevano fare pagare alle persone. Meno male che quella legge ancora per il momento non è passata, ma il giorno che passerà, se volete mettere un post su un Facebook vi toccherà pagare tipo 3-4 euro. Questo è Soros, tanto per farvi capire chi è. Quindi non vogliono che si faccia informazione, questo è il discorso. Quindi lo daranno in mano solo a quelli là potenti e poi giustamente le notizie le dicono quello che vogliono loro, in effetti. Quindi se oggi si deve dire questo, si dice questo, domani si deve dire quello, si dice quello. Quindi in effetti è ridicolo che una bambina possa competere con persone, diciamo, competenti, può essere che tutti i 500 scienziati qualcuno non sia proprio un santo, va bene, però qua se ne parla di 500, non di uno, quindi diciamo che non è uno, due, tre, qua si parla di 500 scienziati di tutte le nazioni. Nuova Zelanda, Germania, Regno Unito, Canada, tanto per dire Nuova Zelanda, Stati Uniti, tutto il mondo ha partecipato a questo convegno. E manca a farlo apposta l'ha fatto anche questa Greta. Cosa c'entra sta Greta in mezzo a tutti questi cervelloni? Non lo so perché poi io non lo vedo, Arianna. Quindi questo vorrei capire, solo perché diciamo Soros c'ha il denaro, ha messo sta nipote in mezzo a questo clima, che cosa, addirittura Greta la voce del popolo contro l'elite, e l'elite è del nonno, quindi Greta da Nobel. Diciamo che ragazzi, in effetti è un allarmismo climatico che non esiste in effetti, quindi diciamo che anche l'agenzia NASA ultimamente l'ha confermato che non sono in effetti cambiamenti climatici dovuti a noi, cioè che abbiamo inquinato, che abbiamo fatto, anche se è vero che abbiamo inquinato e tutto, però la NASA dice noi non avremmo mai potuto fare tutto sto casino. In effetti i cambiamenti climatici sono dovuti a fenomeni naturali, quindi è la Terra che deve andare così. Quindi adesso addirittura ha passato l'Oceano Atlantico su una, diciamo, barca a vela, poi lei dice che non si deve usare la plastica, poi fa la foto su Twitter e guarda caso esce la bottiglietta di plastica dietro. E qualcuno giustamente ha commentato, cara Greta, finiscila con sta commedia, anche perché la plastica la usi pure tu. Quindi diciamo ragazzi che al finale è un casino davvero, quindi questa io non capisco una cosa, no? Io vorrei capire che
uno scienziato si fosse messo in mezzo dicendo ci sta questo cambiamento climatico, lo avrei anche capito, ragazzi. Ma una bambina, ragazzi, parliamoci chiaro, che si mette contro tutti gli scienziati del mondo a fare lo sciopero della fame, a fare i cattivi maestri dell'ambientalismo, una che di climatologia, geologia non sa nulla. Cioè qua ci sono persone con lauree, master e che Dio sa, persone che hanno studiato 40 anni. Poi arriva una che ha la terza media e dice oh così, così solo perché è la nipote di Soros voglio dire. Lo so, ma al finale sappiamo tutti di chi, a chi appartiene. In effetti appartiene all'uomo più potente del mondo, quindi non possiamo pensare che è un agnellino. In effetti è il nonno che la manovra a suo piacimento. Ha messo la bambina per far vedere che è più, diciamo, innocente. Perché se Soros avrebbe fatto lui questa campagna, ragazzi, sarebbe durato 3 secondi, non di più. Ma il problema è che io una lotta su questo cambiamento climatico, io l'avrei visto da uno scienziato, da una persona espertissima, geologo, climatico, una persona che ha studiato davvero. Allora lì uno poteva anche crederla, in effetti io crederlo, perché una persona che ne so, che ha 3 lauree in geologia, climatologia, troposfera, ionosfera, diciamo una persona competente che capisce le situazioni, allora giustamente tu dai atto che questa persona è molto preparata. Ma io da questa Greta che devo aspettarmi? Una che non ha un diploma? Cioè è assurdo, ragazzi. Questo c'ha un diploma, cioè non ha nulla in effetti. Questi scienziati che sono venuti da tutto il mondo, ragazzi, questi hanno 3-4 lauree, master, climatologia, esobiologia. Questa esobiologia, Greta non sa neanche che significa. Lo studio dell'esobiologia non sa neanche che cos'è. Tanto per dire, ci sono parole che secondo me questa ragazzina non sa neanche che sia. Questa si è fissata con il cambiamento climatico a colpa dell'uomo e basta. Perché Soros, il nonnino, l'ha pompata dietro. Soros poi è quello che finanzia tutte queste sue imprese, barca a vela, sciopero della fame e tutto il via. Ma dove si è mai visto che è un congresso di scienziati di fama mondiale, persone che hanno 4-5 lauree, master in tutto e per tutto, climatologia, geologia, vulcanologia, fanno partecipare una ragazzina. Ma allora il problema per la cultura bisogna sì andare a scuola, sì, perché questa qua non è una cosa che possiamo dire noi persone comuni, quindi noi possiamo fare un'idea, io ti posso dire pure io tante cose che conosco, quindi ho una mia cultura e te la dico, però io a confronto messo vicino a una persona esperta di quella maniera non ho capitolo, quindi non ho voce in capitolo, sono zero e basta, anche se io non ho c'ho il diploma io, no? Che vado a fare a competere con uno che ha 4-5 lauree in esobiologia, geologia, climatologia, troposfera, ionosfera? Io dove vado? Cioè non ci sta con paragone con una persona così. Cioè là sono 500 persone così, non una. Il più scemo di loro, tanto per dire la parola così, tanto per nel senso il più buono, io dico il più scemo per dire, ha 3-4 lauree. Persone che conoscono 4-5 lingue, a parte tutti gli studi che tengono. Quindi sono persone che davvero, ragazzi, hanno gli attributi, ma fatte da attributi. Persone che ha studiato 40 anni, 30-40 anni, quindi non sono bambini. Sì, ma la geoingegneria è un'altra cosa. Qua diciamo che sarebbe la manipolazione climatica, diciamo che
l'uomo influenza il clima, ma questo è un altro discorso. Però mettere questa ragazzina in mezzo a 500 persone, che sono davvero 500 persone con gli attributi, è quasi ridicolo. È come se io domani mattina vado a un convegno di scienziati, io che ci vado a fare? No, guarda, vedi che ti sbagli in effetti, perché la geoingegneria, come la chiami tu, in effetti sarebbe la manipolazione del clima, in effetti, quindi la possono fare direttamente loro, in effetti, quindi pure HARP, in effetti, sono i cambiamenti climatici, quindi sono onde elettromagnetiche inviate nella troposfera, ionosfera, e che fanno piovere da una parte e desertificazione dall'altra parte, e quindi è questo la geoingegneria. Quindi non è che ci vuole lo scienziato per capire questo è poco ma sicuro. Però dico io, in mezzo a quei scienziati, questa ragazza personalmente non ci azzecca proprio nulla. È come la pizza napoletana e ci metti l'ananas sopra, uguale. Se vai a Napoli e cerchi l'ananas sulla pizza, non te la fanno. Quindi sarebbe ridicolo. In effetti, se tu vai a Napoli e dici mi fate una margherita con l'ananas, io ti rispondo che ti dice valla a farla da un'altra parte. Ma può essere pure questo, non si mette in dubbio, ma comunque il fatto che loro vogliono mettere questo Zoros, questa sua nipote, diciamo, in mezzo a questi scienziati è ridicolo. No, a Napoli non te la fanno. A Napoli ci tengono alla pizza, Arianna. No, non te la fanno, Arianna. Le pizzerie napoletane non la fanno. Se vai a Napoli, Piazza Garibaldi, Vomero, non te la fanno, puoi starne certa. Già abbiamo fatto la prova perché l'estate scorsa siamo stati a Napoli e sono arrivati, diciamo, diciamo, come si dice, aspetta, i parenti della mia ragazza che sono cubani, in effetti l'ananas non gliel'hanno messa. No, ma non ce l'hanno l'ananas in pizzeria, Arianna. Non è il problema che tu vai nella pizzeria e dici voglio la pizza e poi ci metti l'ananas. La pizzeria come ingrediente non ce l'ha l'ananas. Ad esempio, se vai in Finlandia ti posso garantire che te la fanno. Ad esempio in Finlandia la pizza con l'ananas. Ma no, non te la fanno, non te lo curano, te lo dicono, te lo smettono a ridere. Sa cosa ti dicono, signore? Andate a vedere da un'altra parte, così ti dicono. Perché noi siamo andati, abbiamo detto, ma mica si potrebbe avere una pizza? Dice, no, no, provate a vedere qualche altra parte, perché qui facciamo pizze normali. Ti rispondono così, senza... anche perché lì, ragazzi, davvero lavorano a Napoli. Sembra in effetti, noi diciamo che Napoli è povera, Napoli è così, Napoli. Vi posso garantire, ragazzi, che Napoli è piena di turisti. Ogni volta che si va, ragazzi, vi giuro, è un casino. Arrivano turisti da tutto il mondo a vedere Napoli, quindi è pienissimo. Ci sono pure in estate quegli autobus a due piani aperti che ti fanno fare il giro di tutta Napoli, Vesuvio. Si paga, mi pare, 45 euro e ti fanno fare 2 ore di giro di tutta Napoli, in effetti. Quindi vai a Vomero, vai a Mergellina, vai, capisci? Ti fanno fare tipo una tappa. Quindi vi posso garantire, ragazzi, è pienissimo di turisti. Vabbè, ragazzi, vi saluto e ci sentiamo più tardi per un altro video. Ciao a tutti, ciao Arianna, ciao Sergio, ciao.